Buongiorno a tutti ragazzi, in queste ultime 72 ore ragazzi è caduta tantissima neve sulle Alpi, quindi davvero sull'arco alpino ci sono anche a quote basse tanta ma tanta neve. Insomma è diciamo un boom di neve, questa è la parola forse più esatta. Ma se da un lato tutti quanti felici per la nevicata che ha coperto tutte le stazioni sciistiche, quindi adesso si metterà in moto tutte queste persone che andranno sulla neve, da un'altra parte ragazzi c'è il pericolo di allerta valanghe, quindi massima attenzione se andate in queste località sciistiche perché ci sono tanti pericoli, primo fra tutti è il tanto temuto, diciamo, pericolo delle valanghe, che siccome le temperature, ragazzi, stanno un po', diciamo, oscillando, quindi vanno a più, vanno a meno, a più, quindi diciamo, nelle prossime 24-48 ore, ragazzi, c'è un rischio forte di valanghe, quindi un colore rosso, soprattutto sull'area alpina orientale, quindi se state in vacanza da queste parti qui, ragazzi, massima attenzione perché ci stanno un sacco di accumuli nevosi e che improvvisamente si possono staccare dalla montagna. Quindi, ragazzi, aprite sempre gli occhi, come sempre dico. Ma no, no, è una notizia che poi, diciamo, farà dopo le visualizzazioni. A me non interessa, in effetti è la notizia che dopo, indifferentemente da quante visualizzazioni faccio, non mi importa, ragazzi, eh. Lo torno a ripetere, questa è una cosa che faccio per passione, quindi non per denaro, quindi lo faccio per una cosa che mia personale da tanti anni, quindi do le notizie e non mi importa se faccio 100 o 1000, 10.000 o 100.000, quindi non me ne importa, diciamo, del lato delle visualizzazioni, l'importante è dare l'informazione alle persone. Quindi ragazzi, massima attenzione a queste valanghe, quindi diciamo che gli accumuli hanno raggiunto anche 1 metro di altezza, quindi in questi giorni farà un pochino, diciamo, calduccio, allora si potrà staccare qualche lastra di ghiaccio, diciamo, da qualche montagna che, diciamo, risulta sull'arco alpino est, quindi sopra il Friuli Venezia Giulia e sopra la Lombardia. Qui c'ho la cartina davanti a me dove ci stanno le allerte rosse che potete consultare sul sito sempre della Protezione Civile, ragazzi. Però posso dirvi in anticipo che stanno sul Friuli Venezia Giulia e sul Piemonte, ma anche sul Val d'Aosta ci sta un'allerta però arancione, mentre sul Friuli Venezia Giulia e sulla Lombardia e un po' diciamo il Piemonte ci sta proprio l'allerta rossa, diciamo valanghe, quindi ci sta questo diciamo avvertimento ragazzi, quindi massima attenzione se state in queste località, quindi come sempre prevenire è meglio che curare, quindi fate attenzione. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo alla prossima notizia.